diario, bello, utile e uguale per tutti. Gli alunni delle scuole medie della Valle d'Alpone hanno trovato questo dono sui loro banchi il primo giorno di scuola. Perché è importante questo diario? È una domanda abbastanza difficile, ma credo che la parte più bella e forse più originale di questo diario sia che c'è anche c'è il nostro lavoro dell'anno scorso, i disegni, il lavoro di letteratura. Poi anche si è unito anche il libretto dove possiamo mettere direttamente le comunicazioni senza portarci un piccolo libretto che ci fa un po' più di peso, anche se non ci disturbava più di tanto. Quindi dentro c'è un estratto della vostra vita vissuta all'interno della scuola e questo è bello. Ha proprio ragione perché in questo libretto c'è tutta la nostra seconda e ci ricorda i vecchi tempi, le vecchie risate e forse ogni tanto anche qualche lacrima ci veniva giù ogni tanto nelle verifiche e nelle interrogazioni. Diario come strumento di lavoro, di comunicazione scuola-famiglia, ma anche strumento di crescita personale per appunti, ricordi e notizie importanti da annotare. Professore, da dove parte questo progetto e chi ha coinvolto? Allora, parte da lontano in effetti, sono 5 anni che non riusciamo a realizzare il diario scolastico e a regalarlo a tutti gli alunni della scuola media. E grazie appunto alla collaborazione con la Cassa Rurale di Vestenanova. Cosa c'è dentro questo diario? Ecco, noi l'abbiamo chiamato nel nostro progetto diario vetrina della scuola, perché all'interno del diario abbiamo delle pagine dedicate proprio ai lavori più significativi o quelli che possono avere una ricaduta sulla famiglia oltre che sulla scuola, e quindi lì riusciamo a intavolare una specie di dialogo appunto con i genitori e con il territorio. Tradizionalmente ogni famiglia si comprava il suo diario ed aveva insieme un libretto personale, per cui il diario serviva per inserire i compiti, mentre il libretto personale serviva per le comunicazioni ufficiali scuola-famiglia. In questi ultimi anni il libretto personale è stato sostituito dal registro elettronico, per cui le famiglie si trovano voti, note e tutto quello che riguarda le comunicazioni ufficiali scuola-famiglia nel registro elettronico. C'era bisogno quindi che il diario venisse valorizzato per tutti gli altri aspetti che non possono essere inseriti nel registro elettronico. E quindi abbiamo pensato, facciamo un diario unico. L'abbiamo visto anche come una vetrina per poter mettere in mostra alcuni progetti particolari della nostra scuola. Lei se lo ricorda il suo primo diario? Che ricordo emotivo ha? La cosa che mi ricordo è proprio quando ci arrivava questo diario che era regalato, che aveva ogni anno dei temi particolari che venivano affrontati, e alcune fotografie o alcuni disegni che c'erano in quei primi diari erano veramente interessanti e nella mia memoria restano ancora. Presidente, qual è lo spirito di questa iniziativa? Ma lo spirito di questa iniziativa parte da lontano, parte dai valori di quelle che sono le nostre radici, Cassa Rurale, sul territorio, valori di cooperazione. Entrando nelle scuole intanto si entra in una famiglia più grande. Le scuole qui nella nostra valle sono parecchie, sono molti ragazzi. Sembra giusto cominciare da loro a imparare forse una nuova cultura, la cultura del risparmio, quindi tramite i ragazzi avvicinare anche le famiglie, farli dialogare, far capire loro cosa vuol dire risparmio, cosa vuol dire cooperazione, cosa vuol dire banca. Quindi ritengo che sia un'idea molto lodevole da sviluppare anche in futuro. E qual è il tema che avete scelto quest'anno? Una vallata, un diario, una banca. E appunto partendo da questo tema i ragazzi hanno potuto sviluppare e presentare il nostro territorio con le sue peculiarità, le caratteristiche e i valori appunto del nostro territorio. Non è stato facile scegliere tra tutti gli elaborati arrivati. Qual è stato il criterio che vi ha ispirato poi? Abbiamo cercato di selezionare l'idea, il messaggio e le idee più importanti, più significative, che appunto andavano a rappresentare quello che era il tema del concorso di disegno. Lo scopo dell'iniziativa è essenzialmente l'integrazione sul territorio. Nel contempo fare un'attività didattica che è congrua con quello che si fa a scuola, perché si fanno degli elaborati artistici,
Allo stesso tempo i ragazzini vengono in contatto con una realtà come la Cassa Rurale, che è una banca integrata sul territorio, e quindi conoscono una struttura, diciamo un ente che c'è sul territorio, con il quale potrebbero anche relazionarsi un domani loro quando saranno adulti.